Il 16 gennaio è da sempre un giorno speciale per il nostro paese e per la nostra diocesi. È il giorno infatti in cui ricordiamo il nostro patrono, il Santo Vescovo Tiziano. Perché ricordare un santo? Perché ricordare un patrono? Quali sono le caratteristiche che lo rendono un personaggio così importante di cui vale la pena fare memoria? Innanzitutto, che cosa significa santo? Possiamo dire che il santo è quella persona che ha vissuto in pienezza e con la massima espressione e grandezza la missione di essere cristiano, di essere credente, un discepolo di Gesù che è stato tanto bravo da, in un certo senso, assomigliargli. Per cui il popolo, la Chiesa, lo ha riconosciuto come colui che è portatore della stessa santità di Gesù, che ha fatto, cioè, le sue stesse azioni, ha messo in pratica le sue parole e con il suo esempio e le sue azioni è diventato il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Santo non vuole dire perfetto, dunque, non vuole dire non avere dei difetti, non avere dei limiti, ma aver scelto di essere testimone fedele di Gesù. E noi ricordiamo Tiziano proprio per questo, perché è stato un grande discepolo di Gesù, un grande evangelizzatore della nostra terra. Ma lo ricordiamo anche come patrono. Dentro la parola patrono ritroviamo la parola padre e in un certo senso noi ci sentiamo gli eredi di questa persona, di questa figura. Siamo coloro che si sentono destinatari, in un certo senso, della sua missione, i suoi continuatori. Cerchiamo cioè di vedere in lui un esempio, come un padre, da imitare nel nostro tempo, da imitarlo nelle nostre giornate. Un padre dal quale possiamo apprendere appunto una sapienza di vita, apprendere degli esempi, ma un padre anche a cui rivolgerci perché ci protegga, perché ci aiuti, perché in un certo senso faccia il tifo per noi. Ecco, noi ricordiamo allora un personaggio, Tiziano, che è un santo, che è un patrono per noi, che ha avuto in mezzo a noi compito la missione di essere vescovo, cioè di essere pastore della Chiesa. Per raccontare la sua storia, però, dobbiamo fare un salto di parecchi secoli, dobbiamo andare a circa 14 secoli fa. Siamo intorno al 550-555 circa ad Oderzo, l'antica città romana più nota per il passato con il nome di Opitergium. In questa città Tiziano ha espresso tutta la ricchezza della sua missione. Come è arrivato ad Oderzo Tiziano? Sappiamo che la sua origine, per quelle poche in realtà informazioni che abbiamo e spesso trasmesse da una tradizione popolare orale, che era nato a Medilissa, una città che prenderà successivamente il nome di Eraclea, un tempo nella laguna veneta, tra Oderzo e il mare. Oggi quest'isola nella quale è nato, in questa città Eraclea, è scomparsa per il fatto che i fiumi hanno portato i detriti nella laguna e hanno riempito tutta questa zona. Ecco, originario di Medilissa, Tiziano si sposta a Oderzo, la città più importante del nostro entroterra, città romana, ricca, una città di scambi, una città anche culturalmente rilevante e importante. Lì Tiziano, appartenente anche ad una famiglia benestante, così ci dice la tradizione, si mette alla scuola di un uomo importante di quel tempo, Floriano. Il vescovo Floriano era probabilmente la personalità più in vista della città, una persona più formata, una persona che aveva un carisma, che raccoglieva attorno a sé anche l'attenzione di molte persone, che era anche il responsabile non solo dell'aspetto della fede, ma anche della formazione, della crescita delle nuove generazioni. Tiziano entra alla sua scuola e impara da subito dal suo maestro la passione per il Signore e l'amore per la Chiesa.
il vescovo Floriano individua in lui un ottimo e valido collaboratore e infatti decide, di ordinarlo prima diacono e poi successivamente sacerdote. Insomma, Floriano vuole accanto a sé questo sacerdote Tiziano perché lo aiuti nella sua missione di pastore. Qual è il compito che Tiziano svolge nel tempo della sua giovinezza, nel tempo dei suoi primi anni di ministero? Da diacono sappiamo che aveva il compito di prendersi cura dei più poveri. Era colui che doveva amministrare i beni della Chiesa in favore soprattutto delle persone più bisognose, dei poveri, delle vedove, degli orfani. E a questo Tiziano si dedica con grande impegno e grande dedizione. Tra infatti le varie memorie che abbiamo, sempre, ripeto, trasmesse in maniera orale secondo la tradizione, proprio Tiziano ha vissuto innanzitutto la carità con grande passione. Ad un certo punto però il vescovo Floriano decide che deve lasciare la sua città, la sua diocesi di Oderzo. Nel suo cuore nasce infatti il desiderio di annunciare il Vangelo di Gesù, soprattutto tra i pagani. Sceglie allora di lasciare la città e dedicarsi alla missione tra coloro che non credono in Gesù, con il desiderio persino di offrire la vita. Floriano, anche lui maestro di Tiziano, lo ricordiamo come santo della nostra diocesi. Lascia la chiesa di Oderzo per vivere appieno la missione di apostolo, di evangelizzatore e consegna in un certo senso al suo fedele aiutante più giovane Tiziano la sua comunità. Tiziano viene infatti riconosciuto da tutti come l'erede naturale di Floriano e diventa vescovo della città di Oderzo. Siamo intorno al 610. Tiziano vive con grande passione questo nuovo incarico. Lo vive con passione dedicando tutto se stesso per amore della sua gente, per testimoniare l'amore di Gesù. Oltre alla carità, che continua ad essere un aspetto importante della vita di Tiziano, l'attenzione cioè alle situazioni di povertà e di miseria della sua Chiesa, Tiziano si distingue anche per essere un abile e un grande evangelizzatore. Sono due infatti le attenzioni della missione che Tiziano ha. Si dedica soprattutto a combattere una grande eresia che era diffusa nella Chiesa dell'epoca e per molti secoli, anzi una eresia che da più di 2 secoli si stava diffondendo nel popolo cristiano, proveniente da un sacerdote ario, l'arianesimo. Cosa diceva questa eresia? Diceva in fondo che Gesù sì è esistito, è stata una brava persona, ma non era il figlio di Dio. Se noi ricordiamo nelle parole del credo che recitiamo nella messa ogni domenica, ad un certo punto noi diciamo credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Ecco, queste espressioni vengono inserite nella preghiera che fa da sintesi della fede cristiana proprio per combattere questo errore grande della fede. Grande perché sminuisce totalmente la persona di Gesù, appiattisce, questa la sua missione semplicemente nel fatto di essere un testimone, un discepolo di Dio, ma non il figlio di Dio che ci dà la salvezza. E Tiziano lotta con tutto se stesso contro questa eresia, una sorta di davvero di bestia selvatica che stava compromettendo l'unità del popolo cristiano. E anche un'altra fu la missione, il compito che Tiziano sente importante nella sua vita, che è quello di custodire l'unità della Chiesa. Infatti in quell'epoca proprio le chiese della Venezia, cioè le chiese cristiane della costa veneta, si trovavano a vivere una forte divisione con la Chiesa tutta, in particolare con la Chiesa di Roma, con il Papa.
veniva chiamato questo momento di conflitto, di tensione, lo scisma dei 3 capitoli. Una parola un po' strana perché ci rimanda anche ad una questione molto tecnica e molto specifica che ci dice di una divisione nel popolo cristiano, soprattutto di alcune chiese, di alcuni vescovi, riguardo ad alcune questioni della fede. Appunto i 3 capitoli. In questa divisione la chiesa di Oderzo, guidata dal vescovo Tiziano, rimarrà compatta, unita alla chiesa di Roma. Tiziano è l'uomo che cerca l'unità, la concordia nel suo popolo. Tiziano allora fu un grande pastore che ebbe amore per il suo popolo, la carità, l'annuncio, la testimonianza, l'unità. Quando incontra la morte, siamo intorno al 632, il popolo davvero ha visto in lui un esempio di cristiano autentico, autorevole, a cui rifarsi, un santo a cui presentare anche le proprie difficoltà, i propri bisogni, a cui dedicare una preghiera perché la porti in cielo. Nella chiesa di Oderzo, nella cattedrale di Oderzo, viene posto il sepolcro del vescovo Tiziano. Ma noi lo ricordiamo sì come vescovo di Oderzo, ma sappiamo che la sua storia e la sua vicenda lo porterà successivamente a Ceneda, cioè a Vittorio Veneto. Cosa è successo in questo periodo? Che cosa ha portato questa persona, questo uomo così straordinario della chiesa di Oderzo fino a Vittorio Veneto? Beh, questo lo lasciamo per alcuni istanti alla storia, alla leggenda di San Tiziano, che ascolteremo nelle parole di Alessandra e vedremo anche nelle immagini che ci ha preparato Wanda. Dopo aver ascoltato la storia, quella vera, raccontiamo la leggenda, non meno sincera. Si narra che gli abitanti di Eraclea e di Oderzo se le volessero dare davvero, mica per scherzo. Entrambe le città rivendicavano il corpo di San Tiziano, ma a fermare la guerra apparve loro un vecchio strano. Li invitava a pregare il volere del Signore e lasciare alle acque il mestiere del navigatore. Dovevano affidarsi alle volontà del fiume Livenza e ciò che accadde poi non ebbe a che fare con la scienza. Infatti, la barca che trasportava il santo sudario cominciò a risalire il fiume, andando all'incontrario. Si fermò però sulle sponde di Porto Buffolè e la gente di Oderzo pensò allora di tenerlo per sé. Caricato il corpo su un carro trainato da buoi, gli opitergini pensavano: adesso viene con noi. Ma il carro e le bestie non si muovevano per niente. Riapparve allora il vecchio, anche a quella gente. Avrebbero dovuto nuovamente affidar le preghiere a Dio. A una vedova fu rivelata la soluzione e disse: ci penso io. Cambiarono i buoi con una mucca e un vitello e videro che il Signore voleva proprio quello. Infatti le bestie partirono subito verso la meta e per la strada tanta gente accorreva lieta. Guardavano meravigliati quel gran trasporto eccezionale, culminato a Ceneda, dove oggi San Tiziano ha un posto speciale. Infatti, quando il santo arrivò lì, come da oracolo, risanò una giovane malata e fu un vero miracolo. Questo fatto, assolutamente divino, fece la differenza e di San Tiziano a Vittorio Veneto non si poté più far senza. Da quel momento fu deciso qual era il suo posto. Nell'antica chiesa della Madonna Assunta fu riposto. Cari ragazzi, ora sapete di San Tiziano tutta la storia, fra racconti popolari e libri storici. Custodite la sua memoria. L'antica leggenda, la storia
che vuole la traslazione del corpo dalla città di Oderzo alla città di Cenida, raccontata anche in quegli aspetti più meravigliosi e più stupefacenti, in un certo senso racconta una grande verità, un cambiamento anche politico che ha vissuto la nostra terra, il nostro territorio, in quegli anni per noi molto lontani e di cui sappiamo davvero poco. Dopo la morte di Tiziano, infatti, cosa succede? La città di Oderzo diventa meta di grandi pellegrinaggi, soprattutto delle genti che lo hanno conosciuto e dei compaesani anche di Tiziano, provenienti da Eraclea. Ma in quello stesso tempo, la pianura padana veneta era attraversata da un momento di forti contese. Infatti tutte le città della costa appartenevano all'impero romano d'Oriente. Pensiamo alle grandi città di Aquileia oppure di Concordia. Mentre la parte più interna, più verso la pianura, verso le montagne, era attraversata da successive notevoli invasioni degli Avari e poi dei Longobardi. Oderzo si trovava davvero ai confini tra questi due mondi, il mondo barbaro e il mondo romano. Proprio la città di Oderzo ad un certo punto verrà invasa dai Longobardi e in modo particolare dal re Rotari. Successivamente il re che prenderà il suo posto, Grimoaldo, arriverà anche alla distruzione di questa città. Durante queste invasioni molti degli abitanti di Oderzo si spostano verso il mare per trovare protezione e danno vita a tutte quelle città della laguna e della costa che ancora oggi esistono. In modo particolare la comunità di Oderzo, con il successore di Tiziano, San Magno, tende a spostarsi di più verso il mare e daranno vita in un certo senso a quelle isole da cui poi prenderà vita Venezia successivamente. Quindi la città di Oderzo verrà abbandonata per certi aspetti dalla popolazione e poi definitivamente distrutta. In questa fase, in questo periodo molto incerto, succede proprio quell'episodio che abbiamo sentito raccontare dalla storia, cioè che degli abitanti di Eraclea vogliono portare via il corpo da Oderzo, ma non ci riescono ed escogitano appunto questo stratagemma per portarlo via di notte, sottraendolo di nascosto mentre vanno in pellegrinaggio alla città. E il corpo, invece di arrivare verso il mare, verso Eraclea, verso le città costiere, viene portato in quella che era la città più importante che stava sorgendo in quel periodo dopo Oderzo, che era appunto la città di Ceneda, sede del ducato longobardo, città quindi molto importante, in un certo senso la capitale di tutto questo territorio tra il Piave e il Livenza, e lì dove viene costruito un castello e una fortificazione a difesa della pianura e anche come punto di raccolta e di riferimento, giungerà alla fine il corpo di questo grande vescovo, che verrà venerato come il vescovo di Oderzo, ma che ormai è diventato anche il protettore della diocesi appena sorta di Ceneda. In fondo, lui che è stato un grande pastore di tutto questo territorio, chiaramente non solo della città, ma anche delle zone più disabitate della pianura, continuava la sua missione di figura di riferimento pur avendo cambiato la sua città. Oggi ancora nella città di Vittorio Veneto, a Ceneda in modo particolare, viene venerato il giorno appunto del 16 gennaio, qui nella cattedrale dove ha posto con le sue spoglie ancora il vescovo, continua quella sua missione iniziata tanti secoli fa e continua ad essere l'elemento di unione con le nostre radici, non solo radici del nostro territorio ma le nostre radici cristiane. Il nostro vescovo, successore degli apostoli, continua
ad essere sulle orme di Tiziano in mezzo a noi, ecco il segno della presenza del Signore, della sua parola, e colui che ci tiene uniti a tutta la Chiesa, colui che anima in mezzo a noi la carità e l'attenzione agli altri. Ecco, questa è la storia del nostro San Tiziano. Noi guardiamo a lui allora in questi giorni, in questo giorno di festa, guardiamo a lui con il desiderio di sentirci vicini, di saperlo con noi, di saperlo vivo, di saperlo presente come esempio, come testimone. E anche se la sua storia si perde nei secoli e nei racconti, sappiamo che la devozione e l'attenzione della gente nei suoi confronti sono una testimonianza di verità che non dobbiamo lasciar cadere. Davvero ci aiuti ad essere oggi, dopo 14 secoli, ecco, dalla sua venuta in mezzo a noi, ecco, testimoni del suo esempio e del suo amore per gli altri.